quanto è importante sì, quel gol di Barella, eppure di Chiesa ha fatto gol pure il cartone di Cudrone, ma non potrebbe bastare il biscotto di Romania e Francia, ci potrebbe mandare a casa, e non potrebbe bastare un biscotto. La Romania e la Francia ci manderebbe a casa. Buonasera a tutti da Napoliello 87 e Forza Naples. Ragazzi, ci dobbiamo sempre complicare le cose. Se noi avessimo fatto risultato con la Polonia, a quest'ora staremmo parlando di una qualificazione della nostra nazionale, con un risultato con la Polonia. Invece no, ci siamo complicate le cose così, dobbiamo aspettare tutto. Cioè, dobbiamo guardare la TV per 48 ore, ma per i risultati delle altre partite e sperare che la fortuna ci assista, che venga tutto a favore nostro. Ovviamente la Spagna ha passeggiato con la Polonia invece ci ha battuto a noi, con chi lo tira in porta di Bielik e basta, perché poi noi siamo stati spreconi, non siamo stati cattivi come questa sera. Stasera si è vista cattiveria dell'Italia, fra primo e secondo tempo, partita dominata. Ovviamente nel secondo tempo siamo andati a calare un pochino, ma il primo tempo grande Italia, abbiamo trovato il gol con Barella, bellissimo gol, prima il tiro, poi la respinta e ritira in porta e fa un grande gol. Barella stasera uno dei migliori, veramente grinta e tutto, ci ha messo in campo, ma anche Locatelli che ha giocato questa sera a centrocampo, per non parlare dei difensori centrali, Bastoni, non il bastone del nonno, ma Bastoni e Mancini, bellissima difesa. Non passavano palloni fino a quando non ha fatto un gollasso, come si chiama, Verschirin, no Sherin, Ed Sheeran il cantante, Verschirin, quello del Belgio, un bel tiraggiro che Meret può solo guardare perché si infila nel set. E comunque ragazzi, poi troviamo anche il 3-1 con Chiesa, ovviamente non scordandoci quell'altro gol di, come si chiama, del cartone Cutrone, che ti fa un grandissimo gol, nonostante fra primo tempo e qualche azione pure nel secondo tempo sbaglia tanti stop in aria, cioè proprio non è arte sua, cioè sbaglia troppi stop di palla, oppure si fa sfilare troppi palloni, diciamo, da parte sua, diciamo, non sa controllare proprio il pallone, è proprio scarso su quello. Poi viene marcato, non riesce a girarsi, sbaglia troppo sotto porta. Non è quel tipico attaccante, come posso dire, goleadar, che ti butta dentro i cazzim, che con forza, che prova un dribbling. Anche quando si è trovato uno contro uno con il difensore, cercava di metterla in mezzo, a posto di provare a saltare il difensore. Non è capace di saltare un difensore. Invece io ritengo una punta forte quando sa saltare anche un difensore. A me piacciono le punte di movimento. Cutrone è un po' l'attaccante d'aria che si va a prendere il pallone e tira in porta. Ha fatto un grandissimo gol di testa, Cutrone, però ovviamente ha sbagliato tanto. Vabbè, però è stato importante ritrovare anche un gol suo. Mi è piaciuto anche Mandragora questa sera. Insomma, tutta bella l'Italia, mi sono piaciuti tutti quanti, anche Pellegrini, Chiesa che si è mosso tanto come ha sempre. Comunque il migliore in campo direi fra Barella mi è piaciuto tanto questa sera, mi è piaciuto veramente tanto. Poi vabbè, come ho detto, Locatelli anche. Ci siamo voluti andare a prendere il risultato. Si è vista l'Italia cattiva che voleva vincerla questa partita, non come la Polonia, che eravamo un po' molli, secondo me, un po' morbidi. Siamo andati un po' troppo leggeri con la Polonia. Ovviamente poi ci siamo rilassati anche lì sul 2-0, sul risultato in mano, e il Belgio trova un grandissimo gol con questo giovane talento, secondo me, del Belgio, Ed Sheeran là. Comunque mi è piaciuta anche la punta del Belgio, Luke Bacchio, come cacchio si chiama, hanno dei nomi strambi, certo, Luke Bacchio, insomma, avete capito, che le scure facce, che ha fatto anche lui una bella partita da parte del Belgio. Ovviamente Chiesa anche furbo su quel fallaccio su quell'altro biondolino là, un Belgio, insomma che cazzata si è fatta. Comunque questa vittoria non potrebbe bastare dopo la sconfitta con la Polonia, che veramente lì ci siamo giocati tutti, e appunto potrebbe venire fuori un biscotto tra Romania e Francia che ci farebbe andare a casa. Saremo a vedere cosa faranno questi qua. Spero che Romania e Francia se la giocheranno a vista aperta la partita, che non fanno qualche scherzo a noi.
proprio sarebbe, cioè, sarebbe una brutta cosa, dai. Devono giocarsela la partita, dai. Vate qua, Francesco, capì? Ad vincere, oppure ad perdere, insomma, non pareggiate, però non ci facete un biscotto insieme a un latte, ci facete fare colazione. Niente ragazzi, sono contento per la prestazione e tutto, però la Spagna ovviamente demolisce una Polonia che solo con lui ha cacciato Katzim, poi con la Spagna si è afflosciata, la Spagna l'ha annientata proprio la Polonia e questo è rammarico perché comunque vedendo una Polonia, come posso dire, asfaltata così dalla Spagna, potevamo fare di più con la Polonia, questo dice tutto. Niente, fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti, lasciate un bel like se vi è piaciuto il video, soprattutto iscrivetevi al canale di Napoliello87 qui sotto il video. Buonanotte a tutti da Napoliello87, Forza Italia e Forza Naples!